Buonasera a tutti e a tutte, tutti quanti qui connessi per questo primo evento divulgativo organizzato dal progetto Sapremo. Per chi non lo conoscesse, Sapremo, che è un acronimo di Salute, Protagonisti ed Emozioni, è un progetto di educazione alla legalità, sensibilizzazione alle scelte di salute e prevenzione dell'utilizzo di sostanze psicoattive ed è rivolto ai giovani delle scuole seconde, delle classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Udine. Sapremo è attivato a partire dal 2019 e ha coinvolto in questi anni scolastici 170 classi per un totale di circa 3.000 studenti. Il progetto è stato ideato, co-costruito e adesso collaborano fattivamente la Questura di Udine, il Comune di Udine, l'Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Sesto Ambito Territoriale di Udine, la Consulta Provinciale degli Studenti, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, nella fattispecie il Dipartimento delle Dipendenze, Confindustria Udine e Danieli SPA. E vi è il sostegno istituzionale della Prefettura di Udine. Siamo Andrea e Marvin e siamo due educatori dell'azienda sanitaria, in particolare del Dipartimento delle Dipendenze. Questa serata si svilupperà sotto forma di un'intervista ed è un'intervista al professor Andrea Maggi, che salutiamo. Buonasera professore. Buonasera, buonasera. E questa sarà una serata dedicata a genitori, insegnanti, allenatori, educatori e tutti coloro che hanno a che fare con l'educazione dei giovani. E sarà un incontro per parlare di adolescenza, di genitori, del ruolo degli insegnanti e appunto qui con noi per parlare di questi argomenti molto delicati e molto, diciamo, di interesse per tutte le persone qui presenti è qui con noi il professor Andrea Maggi, che è un insegnante, uno scrittore e professore di italiano nel docu-reality Il Collegio e insomma il professor Andrea Maggi è anche genitore oltre che insegnante, giusto professore? Certo, certo, soprattutto genitore, poi tutto il resto. Ecco, c'è questa diciamo doppia appartenenza molto importante che insomma ci tenevamo a sottolineare. E insieme a lei questa sera volevamo appunto parlare di educazione, che è un tema molto sensibile a noi dell'equipe di Sapremo. E partiremmo appunto da un libro che lei ha scritto, che si chiama Educhiamoli alle regole. E lei in questo libro fa un'attenta analisi di quelli che sono i bisogni dei giovani e insomma li descrive anche nel dettaglio e fornisce delle istruzioni a tutti gli adulti per spiegare loro quanto siano importanti le regole e quante queste siano tutelanti per lo sviluppo e la crescita dei giovani. Sì, è già stato premesso, ma lo sottolineo. Io questo libro, sarebbe questo qui, Educhiamoli alle regole, l'ho scritto sì come insegnante, come personaggio pubblico, come scrittore, ma soprattutto come genitore. È una sorta di pamphlet, una raccolta di riflessioni per capire, no? Che cosa significa essere genitore oggi ed essere figlio oggi, no? La domanda, insomma, la suggestione era questa: le regole sono costrittive? Sì. Se fosse una domanda io direi sì, le regole sono costrittive, lo sono per definizione. Se la domanda fosse le regole sono una limitazione per la libertà, la risposta sarebbe in un certo senso sì. Però da un certo punto di vista le regole sono anche necessarie se vogliamo vivere in una società. Nel mio libro appunto sottolineo quello che sosteneva Aristotele, cioè che l'uomo è un politikon zoon, cioè un animale sociale, è un essere nato per vivere in società. Quindi le regole sono, come dire, una limitazione giudicata da un legislatore necessaria per garantire lo svolgimento della vita della comunità in armonia. Cioè, in un certo senso, sono la limitazione di certe libertà a tutela di libertà più importanti. La società affida questo compito di legiferare e quindi di creare le leggi, le regole, a determinate figure istituzionali e ai membri che le costituiscono. Per esempio, partiamo dall'alto, il potere legislativo ai deputati, le regole della scuola agli insegnanti e le regole della famiglia ai genitori. Allora, a questo punto, no?
viene da pensare all'ultimo componente, cioè ai giovani. I giovani spesso le regole le recepiscono come una costrizione, perché si sentono di non avere voce in capitolo, no? Cioè facciamo parte di un gruppo, di un contesto, però alla fine le regole le subiamo. Le regole servono a realizzarsi perché ci aiutano a farci strada nella giungla della nostra società senza fare del male agli altri, e ci garantiscono che nessuno ci farà mai del male. Al di fuori della rete costruita, la rete di protezione costruita dalle regole condivise, è più facile incorrere in situazioni in cui noi potremo creare dei danni a qualcun altro o in cui qualcun altro potrà fare del male a noi. Ad esempio, pensiamo, non lo so, al lavoro regolare o al lavoro in nero, no? E comunque tutto è sempre migliorabile, riscrivibile, perfezionabile. Ecco perché l'attenzione dei genitori deve essere rivolta alle regole. Già, ma a quali regole? Allora, quando parlo di regole spesso faccio un riferimento alla letteratura, no? E pensiamo ad esempio ai Promessi Sposi. Ad un certo punto Manzoni sospende la narrazione delle avventure di Renzo e Lucia per parlare della monaca di Monza e dedica a questa figura, a Gertrude, ben 2 capitoli. E chi è Gertrude? Gertrude è una bambina che nasce in una famiglia nobile e che dal padre viene costretta a intraprendere, diciamo, la vita monacale, e fin da piccola viene educata in maniera forzata a voler diventare una brava monaca. Questa forma di educazione diventa una forma di violenza, è un'imposizione che diventa violenza, tanto che per reazione Gertrude diventerà una pessima monaca, tanto che sarà responsabile del rapimento di Lucia e tutto il resto. Gertrude è un personaggio della letteratura ispirata a un personaggio reale a cui Manzoni attinge, e cioè a Marianna de Leyva. Tutto questo per dire che cosa? Che le regole sono diciamo, una realtà importante della vita, nella regolazione della vita tra genitori e figli, alunni e insegnanti, e servono per così dare un'indicazione su quali sono le modalità di vita armonica all'interno della società. In qualche modo anche nel suo libro esce molto il tema dell'essere un esempio, un modello. Qual è la strada possibile per far coesistere un rapporto che abbia una forma rispettosa tra i modelli, quindi gli adulti e i giovani, e quindi in qualche modo quella cosa che a me hanno insegnato quando ho cominciato a fare l'educatore, mantenere quella giusta vicinanza ma una necessaria distanza. Non esiste la formula del genitore perfetto, pertanto diciamo che facendo il genitore la materia sulla base della quale si impara qualcosa sono proprio gli errori. Qual è la formula, no, per mantenere quel giusto rapporto di confidenza ma anche distanza, no? Ecco, ancora una volta mi viene in mente la letteratura, anzi più che la letteratura un personaggio della letteratura in questo contesto, per esempio Giacomo Leopardi. Allora Giacomo Leopardi, sapete, no, è il personaggio sfigato per eccellenza, no? È quello che gliele capitano di tutti i colori, muore giovane e vive malato continuamente. Ecco, prendiamo Giacomo Leopardi. Allora, Giacomo Leopardi cresce in una famiglia estremamente conservatrice, con un padre molto severo che impartisce un'educazione e un'istruzione rigorosissima. Leopardi mostra al mondo il suo talento fin da subito, cioè è considerato un bambino prodigio, un ragazzo prodigio, un talento del mondo della letteratura. Il mondo, l'Italia, il mondo, l'Europa, diciamo così, lo cominciano a conoscere molto presto. Tuttavia il padre, per tante ragioni, anche per ragioni di salute, Giacomo Leopardi soffriva di diverse patologie e quindi non poteva allontanarsi da casa, Leopardi non si è quasi mai allontanato fino al compimento dei 21 anni, non si è mai allontanato da casa. Nel 1819 Leopardi non ne può più, decide di scappare. La fuga salterà, Leopardi resterà a casa, poi qualche anno dopo se ne andrà
un po' a Roma, un po' a Firenze, un po' a Napoli, insomma un po' in giro, rimarrà delusissimo dalla realtà con cui avrà a che fare, ma la questione che a noi interessa è proprio il rapporto con il padre. Che cosa non ha funzionato nel rapporto tra Giacomo Leopardi e suo padre? Proprio il fatto che il padre, come dire, avesse impartito un'educazione verticale nei confronti del figlio. Che cosa intendo per verticale? Il padre di Manzoni, chiedo scusa, il padre di Leopardi aveva proiettato se stesso su suo figlio. Voleva che il figlio, voleva farlo prete prima, no? Voleva che il figlio diventasse ciò che lui voleva. Ciò che il padre voleva, non che Giacomo voleva. E quindi non ha ascoltato il talento del figlio. Ci può aiutare a capire come genitori che i figli vanno ascoltati. Ascoltati in che senso? Non accontentati in tutto e per tutto, vanno ascoltati, perché il concetto dell'educazione dai tempi di Leopardi a oggi è cambiato. Educare significava travasare le volontà del padre nel figlio, in particolare nel figlio maschio, quindi plasmare un figlio a immagine e somiglianza della volontà del padre. Educare invece per noi oggi che cosa significa? Educare significa aiutare i figli a scoprire quali sono i talenti, qual è la strada che possa portare loro ad avere una vita felice. Capite che cambia completamente il paradigma dell'educazione. Perché noi che cosa dobbiamo fare come genitori? Noi dobbiamo fornire quel bagaglio di valori che sono etici, morali, culturali, no? Che possano permettere poi ai figli di individuare la loro strada. E ancora, laddove la strada dovesse apparire nebulosa, no? Per loro, dovremmo anche aiutarli a scoprire qual è la loro strada. Capite che è un percorso molto più difficile. Dobbiamo avere anche quella elasticità mentale che ci permette di accettare anche un destino per i nostri figli che noi non avevamo previsto. Se l'obiettivo che noi perseguiamo non è la nostra felicità, ma è la loro felicità. La domanda che volevamo porre è: quali sono stati i cambiamenti che lei ha potuto notare pre e post pandemia nella vita degli adolescenti, e in generale anche quali sono le fragilità che già prima erano presenti nel mondo degli adolescenti e con la pandemia sono state amplificate, e ancora quanto è più difficile ora il ruolo dell'insegnante, del genitore, poter curare l'educazione dei giovani. Guardiamo il lato positivo, no? Da un lato il lockdown ha messo i genitori e i figli gli uni di fronte agli altri, e forse per la prima volta molti genitori, attenzione, tengo molto a non fare di tutta l'erba un fascio, molti genitori hanno avuto la possibilità di entrare in contatto diretto con i figli. Molti altri già questo rapporto ce l'avevano, però sta di fatto che gioco forza il lockdown ha costretto figli e genitori a convivere e appunto a conoscersi nel bene e nel male. Allora, partiamo dalla prima domanda, no? Cioè quali sono i disagi, no? Che si possono registrare negli adolescenti che sono tornati a scuola dopo il lockdown. Sicuramente un aumento dell'ansia. Ansia è la parola che usano più spesso. Un aumento dell'insicurezza. Sicuramente una perdita per molti di autostima. Non sono capace, non sono in grado di fare, non ci arriverò mai, non ce la farò mai. C'è stato un aumento di casi di episodi di cyberbullismo e non ultimo un aumento drammatico dei disturbi dell'alimentazione. Generalmente però, che cosa posso dire? Proprio
trasmettendovi la mia esperienza personale di insegnante, molte di queste insicurezze da parte degli alunni sono dovute in un certo senso alla fragilità dei genitori, di noi genitori, che nella rivoluzione del nostro ruolo in questo frangente, in questo preciso momento storico, non abbiamo saputo in molti casi riformare il nostro ruolo di guida, ma siamo rimasti forse un po' troppo spettatori della crescita dei nostri figli, oppure dittatori. Vi faccio l'esempio dei disturbi dell'alimentazione, no? Ci sono moltissimi influencer, moltissimi personaggi che bazzicano il mondo dei social, che propongono diete devastanti oppure digiuni che diventano veramente rovinosi per l'organismo e che appunto vengono presi di ispirazione da molti adolescenti che non ne hanno assolutamente bisogno e che appunto fanno dei danni incalcolabili. Ecco, se fosse per me, ve lo dico chiaramente, questi personaggi che propongono digiuni o diete devastanti e non sono dei nutrizionisti e non hanno i titoli per fare queste cose, andrebbero arrestati, perché stanno mietendo vittime, stanno creando dei danni incalcolabili. E quindi ho detto che di fronte al carisma di certi modelli comportamentali e di fronte a certi veicoli mediatici, i genitori possono fare molto poco. Quello che dobbiamo fare noi è contrastare le minacce che arrivano attraverso i social media. Ma mi rendo conto perfettamente che sia come noi insegnanti, sia noi genitori, spesso non bastiamo a noi stessi, cioè non siamo in grado, non abbiamo il carisma come genitori per contrastare certi messaggi, perché sono più affascinanti, sono più trascinanti dei messaggi che possiamo dare noi. Tanto più che se qualcuno in collegamento è genitore di un adolescente sa benissimo che quello che dice un genitore entra da una parte, esce dall'altra. Nel momento in cui la stessa cosa viene detta da una persona esterna alla famiglia, no, diventa legge e ti viene proposta come la rivelazione divina quando tu sono anni che dici la stessa cosa e non vieni ascoltato. Come si può fare, no, a far fronte a queste situazioni, a questo calo dell'autostima, a questo aumento dell'insicurezza da parte dei giovani? La famiglia deve allargarsi. Che cosa vuol dire? Dobbiamo tornare a quella dimensione. Ci sono molte figure educative che possono aiutare noi genitori e i figli e i nostri figli in difficoltà, senza i quali noi genitori non abbiamo armi per combattere. E non bisogna, noi genitori non dobbiamo avere paura di affidarci a queste persone, a questi professionisti, perché è perfettamente normale. I punti di riferimento tradizionali, come poteva essere il prete una volta, in un certo senso non esistono più, però ci sono delle figure professionali altamente specializzate, come ad esempio gli insegnanti, gli psicoterapeuti, i nutrizionisti e, nei casi più gravi, le forze dell'ordine, che ci possono aiutare quando siamo in difficoltà. Tante volte noi genitori tendiamo ancora a pensare che i panni sporchi si lavano in casa propria e quindi se c'è un problema ce lo teniamo per noi, temendo il giudizio altrui. Quello che dobbiamo fare oggi invece è ammettere una cosa importante: io ho bisogno di qualcun altro, ho bisogno dell'aiuto esterno e non c'è niente di male a chiederlo. I figli di oggi e gli studenti di oggi sono molto più aperti, hanno questa predisposizione, diciamo, ad abbattere le distanze. È un vantaggio perché molti giovani hanno il coraggio di confidarsi, hanno il coraggio di chiedere aiuto e noi come adulti abbiamo il dovere di ascoltare. Per esempio ci sono, ecco, vediamo qual è il lato negativo, no? Il lato negativo di questa cosa è che spesso genitori e figli non hanno più segreti. Allora, questo è un bene fino a un certo punto, no? Ma ecco lo svantaggio, perché un giovane ha diritto ai suoi segreti. Cioè,
Va bene che ci sia confidenza tra un genitore e un figlio, è importantissimo che ci sia un rapporto aperto, ma la confidenza tra un genitore e un figlio non può e non deve essere spudorata, cioè dobbiamo mantenere una distanza che è naturale, anche in un rapporto aperto e confidenziale, cioè serve la confidenza, ma dobbiamo pur sempre ricordarci chi siamo noi, cioè i genitori e insegnanti, e chi sono loro, e cioè i figli. Questa distanza serve ai figli per crescere. Ecco l'errore da non fare. Cioè, i genitori non si confondano tra i figli e i figli non si confondano tra i genitori. Altrimenti salta il sistema. Cioè, altrimenti, nel momento in cui il genitore un genitore deve dire di no, non potrà dire di no, perché la sua autorità non verrà più riconosciuta seriamente. Quindi, bene la confidenza, ma non la, come dire, la parità, l'abbattimento totale della distanza tra le figure che concorrono alla crescita dei figli. Io vengo da un mondo in cui le voci terze erano molte, perché sono nato e cresciuto in un paesino di 900 abitanti e che si può considerare un po', come diceva lei, una grande famiglia allargata, un luogo in cui l'educazione dei giovani del paese è una cosa di tutti. Questo nelle grandi città, perché poi ovviamente per andare all'università mi sono trasferito e questo nelle grandi città un po' si perde perché c'è un mondo più frenetico, si sta molto tempo sui social e questo lo dico perché nel paese la connessione non c'era, quindi c'era molto più una vita reale vissuta con le persone e ci sono molte più opportunità e quindi si vive una vita molto più frenetica, molto più veloce, molto pregna di opportunità e possibilità e attività da poter svolgere. Quindi che consiglio possiamo dare ai genitori per far svolgere delle attività ai propri figli, ma anche loro stessi svolgere delle attività che li motivino, insomma? Lo ribadisco anche nel libro Educhiamoli alle regole, no? Il tempo è una risorsa innanzitutto ed è una risorsa a esaurimento, un po' come il petrolio, no? Quando finirà, finirà. Non c'è la possibilità di riscattarlo da qualche parte, lo possiamo andare a cercare ovunque, ma quando finisce, finisce. E il tempo non solo è una risorsa, ma è anche un diritto. Questo perché lo dico? Perché esistono oggi molti agenti e soprattutto alcune condotte di vita che assumiamo che tendono a farci disperdere questa risorsa preziosissima e finita, no? Cioè che prima o poi finirà. Pertanto è necessario educare i figli, gli adolescenti in generale, ma anche noi stessi adulti, all'economia del tempo. Cioè noi non dobbiamo permettere che niente e nessuno ci sottragga il nostro tempo. Ognuno, per carità, ha diritto a spendere il proprio tempo come vuole, ma per questo è bene educare gli adolescenti e noi stessi a un corretto uso del tempo, perché se io, come dire, penso a economizzare il mio tempo, dove per economizzare intendo, diciamo, la parola economia nel senso archetipico, cioè occuparmi della casa, no? Oikos in greco significa casa, occuparmi del bene della casa, laddove la casa sono io, no? Quindi l'economia del tempo, la gestione proficua, utile del tempo, mi aiuta a fare che cosa? Se impiego al meglio il mio tempo per lo studio, per il lavoro, per i doveri, no? Le incombenze a cui io devo, insomma, che io quotidianamente, no? Devo temperare, posso farne economia e posso anche riservarne una parte alle attività apparentemente più antieconomiche, nel senso che io ho anche diritto a perdere tempo. Ho diritto a fare anche delle cose inutili, perché
molte cose inutili sono necessarie, sono importanti, anche se sono antieconomiche, ma posso concedermi questo lusso se ho appreso la consapevolezza, no? Ho appreso la cultura dell'utilizzo economico del tempo. Se non lo faccio, butterò via tutto il tempo in cose antieconomiche e non me ne sarà rimasto neanche un po' per le cose e per le persone importanti. Perché appunto arriviamo al dunque, no? Come fare per trovare il tempo per i figli, per trovare il tempo per noi stessi. L'importante oggi appunto è capire che cosa è importante. A me viene in mente per esempio l'episodio del Piccolo Principe e della Volpe, no? Quando il Piccolo Principe arriva sulla Terra, conosce la Volpe e vuole fare amicizia, no? La Volpe vuole fare amicizia con il Principe. E il Piccolo Principe chiede: ma come si fa a fare amicizia? E la Volpe dice così: devi addomesticarmi, no? A un certo punto, allora, la Volpe dice, no? Vi leggo proprio le testuali parole che ho qui davanti. Dice: non si conoscono che le cose che si addomesticano, dice la Volpe. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Cioè il senso del messaggio della Volpe è che il tempo che tu spendi per una persona dà la misura dell'amore per questa persona. Allora mi vengono in mente, io sono stato, oltre che io sono insegnante, no? Ma oltre a questo ho fatto anche l'istruttore di judo. E, mi capitava, l'istruttore per bambini, mi è capitato spesso di avere a che fare con genitori molto giovani, con figli molto piccoli, di 3 anni, 4 anni, che mi portavano questi piccoli demoni, no? che camminavano sul soffitto, completamente privi di ogni forma non lo so, di inibizione, no? E i genitori mi dicessero: insegnagli la disciplina. Un po' come si fa quando, non lo so, ci tamponano, no, con la macchina, e noi prendiamo la macchina rovinata e la portiamo dal meccanico e dal carrozziere e diciamo al carrozziere: aggiustacela. Cioè, come dire, nel processo di crescita di un figlio, di educazione di un figlio, sì, è vero, come ho detto, è importante la figura terza, no? L'educatore, l'insegnante, l'istruttore sportivo. Però se l'insegnamento che viene dato da questa figura esterna non è coerente con quello che viene impartito dal genitore, non c'è trippa per gatti, cioè non possiamo andare tanto lontano. Ci vuole una condivisione di valori. E allora, per esempio, mi viene in mente quando molti genitori a colloquio mi dicono dei loro figli: mio figlio non ama leggere, che cosa posso fare per farlo leggere? Io dico a questi genitori: legga lei. E voglio che mio figlio legga? Bene, creiamo una routine, creiamo una situazione per cui una volta alla settimana io e mio figlio delle elementari, non lo so, andiamo, la famiglia si reca in libreria a scegliere il libro da leggere per la settimana. Lo so che mi rendo conto che è uno scenario idillico, ideale, però dobbiamo partire da questo. Cioè dobbiamo partire dal fatto che l'educazione oggi non si fonda più sull'autorità e nemmeno sull'autorevolezza, se mi permettete, ma si fonda sul rispetto. E i ragazzi ci rispettano se siamo coerenti con quello che insegniamo. Io ho visto degli autentici teppisti cambiare, convertirsi completamente, dare ascolto agli insegnanti che si mostravano coerenti con se stessi. Ecco, questo forse è il messaggio più importante che vorrei trasmettere questa sera. Dal mio punto di vista, il ruolo del genitore, il ruolo dell'insegnante, il ruolo dell'istruttore, dell'educatore, insomma, il ruolo di riferimento per un adolescente acquisisce il suo valore agli occhi dell'adolescente
dalla coerenza che l'adulto è in grado di trasmettere rispetto ai principi che propone. Per cui noi adulti dobbiamo essere molto attenti a quello che, alle regole che impartiamo ai nostri adolescenti, perché sono le stesse regole che dovrebbero essere le nostre regole di vita. E allora, se c'è una cosa a cui ci dobbiamo dedicare, è proprio l'ascolto alle regole che noi impartiamo ai nostri figli, perché devono diventare le nostre. Ci sono un paio di domande che si collegano bene con questo, che magari senza neanche volere abbiamo dato in parte risposta. Gliene pongo due che arrivano da genitori, immagino. La prima è: mio figlio non ha voglia di studiare, dice che non ne vale la pena. Come lo posso motivare? Allora, ci sono dei bellissimi articoli che io faccio leggere ai miei alunni sui bambini del Congo che lavorano nelle miniere di coltan. Quello è il destino per chi non studia. Cioè, in un contesto, in un mondo in cui non si dà spazio allo studio, la fine che fa un bambino è quello di diventare schiavo. Cioè, io do questo suggerimento: va bene, non hai voglia di studiare, sappi che lo studio, anzi direi il sapere, è l'unica arma che ti difende dalla schiavitù, che può essere una schiavitù effettiva, ma può essere anche una schiavitù intellettiva. Cioè, se vuoi dipendere da qualcuno, non studiare. Se vuoi essere libero e indipendente, studia. Una volta succedeva che quando un figlio non aveva voglia di studiare lo si mandava a lavorare. Oggi è più difficile, più complicato, no? Però sarebbe interessante ai figli che non hanno voglia di studiare proporre, mostrare, far vedere quali sono le realtà dei giovani nelle situazioni, nelle parti del mondo in cui lo studio è negato ai giovani. E sembra un discorso banale, però la visione, la presa visione di quelle situazioni drammatiche molto spesso ho visto fa effetto, perché una cosa raccontata a voce magari per un a un adolescente fa poca presa, ma nel momento in cui oggi abbiamo accesso a documenti, a video e a documenti di ogni tipo attraverso la rete, basta mostrare un video, basta digitare su Google miniere di coltan minorenni e viene fuori di tutto. Vuoi fare quella vita lì? Bene, non studiare. Ho letto in un suo post una cosa bellissima, una schiettezza, che in un suo post dove c'era qualcuno che le chiedeva: mi dà qualche consiglio per superare l'esame del concorso, eccetera, eccetera, ed era una parola: studia. Sì, ma sai perché, mi permetto di darti del tu, io ecco, a volte veramente sono drastico e schietto nelle risposte, ma perché lo sono così nella vita. Io non sono in grado veramente di indorare le pillole, eccetera. A alcuni piace, ad alcuni no, ma sono fatto così. Ma quello è stato il primo insegnamento che mi è stato impartito dal primo dirigente che mi ha dato la prima supplenza della mia vita. Io sono entrato nel suo ufficio e la prima cosa che mi ha detto è stata: lei deve fare soltanto una cosa, deve entrare in classe sempre preparato. Dove preparato non significava necessariamente preparato alla lezione, quello era ovvio, quello era scontato. Un insegnante deve essere sempre preparato nella materia che insegna e nella fattispecie nell'argomento che insegnerà quella mattina. Ma preparato deve essere inteso anche in senso lato, perché quando io entro in classe non ho ben presente la situazione che ho davanti. Posso immaginarmela, ma possono subentrare tutta una serie di variabili che mi costringeranno in un certo qual modo a modificare completamente la mia lezione. Io devo essere pronto a improvvisare, ma sapete benissimo che il miglior improvvisatore è la persona è il professionista che ha un repertorio talmente vasto da poterlo declinare in qualsiasi contesto. Pertanto
quando ci sono moltissimi ragazzi, giovani, studenti che mi chiedono come posso fare per diventare un bravo, non so, insegnante oppure un professionista in determinato settore, preparati. Preparati vuol dire studia, perché devi essere preparato. La società di oggi ci richiede proprio questo, un'altissima preparazione. Se uno non ha voglia di studiare non ha capito niente di questa società, dove la conoscenza è potere. Non c'è altro modo per dirlo, ma preparato significa anche essere pronti a scardinare completamente da cima a fondo tutto il programma che ti sei fatto in un istante, perché questa è la cosiddetta mobility, questa è la modernità. Non esistono più certezze. Le uniche certezze sono il sapere che abbiamo accumulato. E quel sapere che abbiamo accumulato dobbiamo saperlo declinare in tutte le forme che ci vengono richieste. Se non abbiamo un bagaglio alle nostre spalle, non sapremo fare questa cosa. Ci sono due domande un po' simili che arrivano sempre dal pubblico e le faccio insieme, che così... Il primo è: e se i figli non hanno idee, se quello che vogliono fare non è l'ideale, come si fa a guidarli? È la prima. E la seconda è un percorso un po' che cambia, no? Quindi fino alle elementari funzionava tutto. Il martedì sera si leggeva a turno qualche pagina, dalle medie non ne vogliono sapere ed è qui che sono entrata in crisi. Mi sento senza strumenti adatti, quali può consigliare, come deve modificarsi la relazione in base alla crescita? Allora, partiamo dalla prima, cioè, se non sbaglio era... non ci sono le idee. Non ci sono le idee, no? Cioè non c'è una prospettiva, non c'è una visione, no? Non c'è... Ma è perfettamente normale. Chi di noi ha una visione dopo una pandemia e una guerra in corso in Ucraina di come sarà il futuro? Cioè, come possiamo immaginarci come sarà il mondo del lavoro tra 10 anni? No? Pertanto, avere una visione nebulosa del futuro, di cosa si farà da grandi, è perfettamente normale. Che cosa dobbiamo assolutamente aiutare a fare ai nostri figli? Inculcare questa convinzione che, ripeto, la conoscenza è l'unica arma che ci può difendere, che ci può preparare ad un futuro sempre più indeterminato. Perché certi mestieri che oggi diamo per scontati potrebbero non esserci più. Dobbiamo insegnare questa forma di elasticità, questa forma di mobilità, che a noi adulti sconquassa un po'. La realtà è che viviamo noi oggi è fluida. Ecco la fragilità di molti di noi genitori, no? Che vivono in un contesto, per non parlare, ecco, lo è per noi maschietti, ma lo è ancora di più per le donne, che sappiamo benissimo sulle spalle delle quali è pesato ancora di più il periodo della pandemia e del lockdown, perché molte madri si sono accollate il compito, causa anche la pigrizia di noi maschietti, di seguire i figli in casa, e per fare questo hanno sacrificato il loro lavoro. Pertanto in questa fluidità, in questa indeterminatezza, noi dobbiamo insegnare ai nostri figli la virtù, non dico la competenza, ma proprio la virtù della mobilità. So che sono parole molto generiche, ma al momento viviamo veramente un presente molto indeterminato, molto, molto impalpabile, e un futuro ancora più impalpabile. Pertanto l'unica certezza che abbiamo è il nostro sapere. L'unico tesoro di cui dobbiamo appropriarci, dobbiamo fare nostro, perché è nostro di diritto, è il sapere. E quindi, riassumendo, studiate. L'11° comandamento è studiate. Esatto, esatto. L'altra cosa era, alle elementari era una cosa Sì. piacevole, no? Sì. Allora, lì ci sono tantissime, diciamo, tantissime ragioni per cui a un certo punto alle medie ci si stufa di leggere. Il piacere della lettura nasce proprio fuori dal contesto scolastico. Cioè, in un certo senso, la scuola non può insegnare il piacere della lettura, perché di fatto, per definizione, tutto ciò che si fa a scuola lo si fa per dovere. Si legge per la scheda libro, si legge per il voto che l'insegnante dà e che deve per forza dare, perché deve avere un riscontro, no? Pertanto
la lettura diventa sempre un'imposizione, una costrizione. La lettura diventa un piacere se è un qualcosa legata agli affetti. Io, per esempio, ho sviluppato il mio amore per la lettura proprio perché mio padre, ricordo quando tornava a casa dal lavoro, io ero molto piccolo, mi leggeva dei libri e io quella dimensione familiare, affettiva della lettura, poi l'ho conservata e ho continuato quando ho cominciato a camminare con le mie gambe, quindi ho cominciato a leggere per conto mio, ho mantenuto questo piacere che, che magari può incontrare anche dei momenti di stallo, dei momenti di rifiuto. Ci sono anche delle fasi in cui anche noi adulti, io stesso mi sento a volte più propenso a leggere, meno propenso a leggere. Insomma, ci sono delle fasi, non è detto che uno debba leggere continuamente, sempre con la stessa passione, però quello che deve nascere è proprio l'idea che leggere è una risorsa ma soprattutto un piacere, e quello lo si può ricreare solo in famiglia. Io dico alle famiglie di genitori volenterosi che hanno letto ai loro figli e che adesso vedono i loro figli non leggere, abbiate pazienza, può essere una fase, ma se avete seminato, ricordatevi che quello del genitore è un mestiere simile a quello del contadino. Il contadino non è che pianta un seme e dopo 2 secondi cresce la pianta, cresce il frutto. No, bisogna avere pazienza. Queste non sono parole mie, sono di Don Milani, ma sono vere, sono realtà. E lei stesso, professore, è un esempio di come ci si possa reinventare anche all'interno del proprio lavoro, perché lei, oltre che professore in una scuola di Pordenone, è professore in un docu-reality, un lavoro che fino a una decina di anni fa era impossibile poter praticare, essere il professore di un docu-reality. Allora, permettetemi di dire che veramente questa cosa del professore del collegio è una di quelle opportunità che io non avrei mai immaginato quando ho iniziato la mia carriera di insegnante, ed è una delle sorprese della vita che mi sono capitate. Io non avevo mai fatto teatro, scuole di teatro, anzi rifuggivo. Queste cose le ho sempre vissute con grande paura, perché sentivo la paura dell'essere giudicato e trovo veramente ironico il destino che poi mi ha preso e mi ha scaraventato su questo palco dove sono stato visto da milioni di persone. I video sui social hanno avuto milioni di interazioni, di visualizzazioni del collegio, e lo trovo molto molto ironico. Però se c'è una cosa che mi ha permesso, credo, di sopravvivere a 6 edizioni del collegio è stata proprio la mia curiosità. La curiosità di fare qualcosa di nuovo, di mettermi in gioco continuamente. Ed è un po' quello che dico sempre ai miei studenti, no? Ecco, come prendono i miei colleghi e i miei studenti questa cosa che io sono un personaggio televisivo, un personaggio pubblico, e con grande, così, con grande divertimento, nel senso che io la vivo con con grande senso di responsabilità, ma contemporaneamente con grande senso di leggerezza, con quel misto di incoscienza, ecco, e di responsabilità che mi ha permesso di creare quel personaggio che tanto piace agli studenti, che poi sono io alla fine, perché io poi alla fine sono così in classe. Magari mi sbottono un po' di più, nel senso che sono un pochino più, cerco di essere un po' più spiritoso. Ci sono i miei alunni che raccolgono le mie battute che non fanno ridere, hanno proprio stilato con un'agenda delle battute che non fanno ridere, le prof Maggi, che al collegio non posso fare perché lì sono proprio il pezzo di ghiaccio, no? E di fatto appunto i miei studenti mi vedono un pochino come
una cosa, una sorta di star del mondo dei social, della televisione, che si cala così nella vita di tutti i giorni, tanto che poi spesso si vantano, sai, io il prof Maggi, e i loro amici o i loro parenti non credono a questa cosa, perché verosimilmente, no, i personaggi della televisione vivono a Los Angeles, a New York, non possono vivere a Pordenone, no? Allora arrivano la mattina tante volte mi chiedono, proprio mi può scrivere 2 righe in cui certifica che lei è il mio professore? Perché c'è mio cugino non so, di Bari, di Barletta, no? Che non ci crede, allora devo fare appunto, certificare che io sono me stesso e sono l'insegnante di tal dei tali. Con i colleghi c'è così veramente c'è grande entusiasmo, nel senso che il mondo della televisione è un mondo molto diverso dal mondo della scuola, però nel contesto del collegio è un mondo che ha preso tantissimo dalla scuola, no? E del resto il programma non potrebbe funzionare se non avesse degli insegnanti reali. Io, la professoressa Petoricchio, eccetera, eccetera, siamo insegnanti veri. La cosa non funzionerebbe se non fossimo insegnanti veri, perché sarebbe un'altra cosa, sarebbe fiction, sarebbe tutta roba dignitosissima, ma non potrebbe funzionare in quella situazione, in quel contesto. Pertanto c'è tanta voglia da parte mia di sperimentare, di conoscere. Ho imparato tantissimo dall'esperienza del collegio, perché ho avuto a che fare in un colpo solo con studenti che venivano da ogni parte d'Italia, da ogni classe sociale, perché c'era il figlio dei ricchi, il figlio dei poveri, lo studente che veniva dal nord, lo studente che veniva dal sud, dal quartiere ricco del nord, dal quartiere ricco del sud, dal quartiere povero del nord, e tutte realtà molto diverse che si confrontavano, che interagivano, e per me come insegnante è stato un arricchimento interessantissimo, no? E in 6 edizioni ho imparato tantissimo degli studenti italiani, e ho imparato questa cosa importante che ho cercato di trasmettervi questa sera, no? Che il ruolo dell'insegnante, dell'educatore, del genitore, no? Non passa più come ai tempi di Leopardi per l'autorevolezza, ma passa per il rispetto. Qualsiasi studente, anche il più scalcagnato, è disposto a darti ascolto se percepisce rispetto da parte tua. Potrà non imparare una poesia di Petrarca, però imparerà che tu il tuo lavoro lo fai con grande passione, con grande interesse, e se lui farà la stessa cosa quando sarà grande, l'obiettivo sarà centrato in pieno.